volta. Presidente, allora, dicevo prima, molto spesso qui si parla di edilizia per dire speriamo che ritorni a correre l'edilizia anche nella regione perché è un volano, cioè c'è tutto l'indotto attorno all'edilizia, no? Quindi ci sono quelli che hanno gli arredamenti, quelli che fanno i bagni, insomma è veramente un cardine dell'economia nazionale. A che punto siamo? Limitiamoci al Veneto ovviamente. Siamo al punto che fino a quando non cambierà la normativa per accedere a diventare imprenditore edile le cose continueranno così. Cioè, in che senso? Nel senso che spesso nell'immaginario collettivo il mestiere dell'imprenditore edile viene pensato come l'artigiano col camioncino, il secchio e via e va a lavorare, oppure la grandissima impresa magari quotata o che lavora all'estero. Ma rispetto agli anni 50, al secondo dopoguerra, le leggi nel settore dell'edilizia sono aumentate in dismisura e pertanto non c'è nemmeno più un numero di leggi che io posso dire sono 182 o 1082 da rispettare. Ci sono 0 regole per accedere al mercato delle costruzioni e poi ci sono 10.000 regole da rispettare. Fino a quando non verrà sciolto questo nodo ci saranno tanti problemi nell'edilizia, perché il nostro mestiere, il mestiere del costruttore edile, non è un mestiere che può fare chiunque. È un mestiere che richiede talmente tante conoscenze in ambiti svariati, chiaramente il saper costruire, il saper leggere un disegno del ferro, saper ordinare il calcestruzzo, saper leggere un estratto conto, saper leggere una busta paga, intendersi di sicurezza nei luoghi di lavoro, sapere che bisogna versare l'IVA ogni mese. Ci sono talmente tante cose da sapere che invece nessuno le chiede. Senta, Quindi chiunque si iscrive, tantissimi l'hanno fatto, perché se ce l'ha fatto il mio vicino di casa che fa intonaci, vuoi che non ce la faccia anch'io? E con questa maniera il mercato si è semplicemente riempito di persone che sperano di farcela e in questi 8 anni, dal 2007-2008 che è iniziato questa era di disastri nel settore dell'edilizia, non terminerà fino a quando non verranno messi dei paletti per accedere. E porto sempre l'esempio dell'estetista. L'estetista, per poter accedere alla sua professione, per poter aprire il suo negozio, deve sostenere un esame in regione, deve aver frequentato una scuola professionale e aver eseguito una pratica. L'imprenditore edile no, va in camera di commercio, gli chiedono la carta d'identità e il codice fiscale. Che sappia leggere o scrivere a prescindere. Esatto. Senta, ieri proprio ai nostri microfoni Renzi ha ribadito bisogna sconfiggere la burocrazia, ma io è dal 1970 che sento ripetere, credo come tutti, il nemico è la burocrazia, ma la burocrazia resta. Cioè anche per voi immagino, no? Ma certo, guardi, prima il dibattito tra la signora Mirella e il senatore, perché l'imprenditore ha appeso il cartello sul palo? È molto facile la risposta, mi permetto di dargliela io, perché l'ho vissuta. Perché nel momento in cui un imprenditore decide di utilizzare i canali istituzionali per ricercare il famoso saldatore o il capocantiere, gli si presentano tutta una serie di balzelli, di oneri, di moduli da riempire, e presentarsi a quell'orario e non a quell'altro, l'ufficio ha una fascia oraria, devi rispondere a questo o a quell'altro, dichiarare questo o quell'altro, proprio per il discorso che, torno nell'imprenditore edile, la maggioranza forse non ha neanche il tempo o forse non riesce neanche nemmeno ad arrivare alla fine del modulo nella sua lettura. È chiaro che quell'imprenditore, che posso ipotizzare sia anche un artigiano, ha appeso il cartello perché sa che in quella zona passa tanta gente e chissà che qualcuno lo lega e che venga da me. Quindi burocrazia, fin anche dalle piccole cose.